Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. 14 pregiate ceramiche archeologiche sono state consegnate stamattina al Museo Archeologico Nazionale di Adria dai Carabinieri tutela Patrimonio Culturale di Venezia. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Trieste sono state avviate dai Carabinieri di Venezia nel settembre 2021 su segnalazione di uno studioso veneziano, quando i beni, cioè i reperti archeologici, venivano posti in vendita nel Triestino da un esercizio commerciale di settore. Sono state svolte perquisizioni locali e sequestri nelle province di Trieste e Bolzano. Oltre al recupero dei reperti archeologici facenti parte del patrimonio culturale dello Stato, le indagini hanno portato alla denuncia di 4 persone per ricettazione di beni culturali. E ancora cronaca, ma cambiamo argomento. Da novembre a oggi il Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia, da sempre in prima linea sul fronte del contrasto ai reati di maltrattamenti in famiglia, ha proceduto all'arresto di 12 soggetti e alla denuncia in stato di libertà di 64 persone. Altri 9 individui sono stati colpiti da ammonimento su segnalazione delle stazioni carabinieri territorialmente competenti, mentre 12 sono stati gli individui allontanati dalla casa familiare e 8 sono stati quelli destinatari del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Inoltre, i militari dell'Arma hanno proceduto nei confronti di un marito che aveva tenuto condotte violente nei confronti della moglie, questo è accaduto nel Miranese, all'arresto in differita. Si tratta cioè di uno strumento repressivo recentemente introdotto dal legislatore. Consiste, in caso di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violazione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, consente, dicevamo, di procedere all'arresto del presunto autore di tali reati entro al massimo 48 ore dal fatto. Voltiamo pagina. In occasione del Carnevale 2024, i cui festeggiamenti partiranno questo weekend, il Comando Generale della Polizia Locale di Venezia ha emanato un'ordinanza a tutela della circolazione pedonale nel centro storico. Da sabato 27 gennaio a martedì 13 febbraio, in caso di notevole afflusso di persone, allo scopo di evitare assembramenti, il personale della polizia locale potrà quindi dirottare il traffico pedonale e istituire sensi unici e temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, impedendo anche l'accesso in zone in cui la presenza e il traffico di persone potrebbero creare pericolo alla pubblica incolumità. Ove ne ricorrano gli estremi, come scritto anche nel testo dell'ordinanza, la polizia locale potrà anche disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico, oppure il temporaneo spostamento delle stesse. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.